Bene, eccoci insieme anche oggi. L'uomo con l'aspetto da ragazzo che è qua con noi, questa testimonianza insomma, che fa un bel mestiere e che diverte, è Lucio Biondaro, che è uno dei due soci fondatori, oggi referente, così umilmente ama lui definirsi, di Pleiadi, che è società di divulgazione scientifica con sede a Limena in provincia di Padova. Una, diciamo, delle eccellenze del nord-est riconosciuta anche a livello internazionale. Ed è qua il motivo della nostra conversazione, il pretesto di partenza. Allora, loro sono stati recentemente a Ginevra per l'Excite, a Varsavia per il Picnic, che per un'iniziativa di divulgazione scientifica è carino come nome, poi a Vienna per il Gemüsefit Kids Enjoy Life, in Slovenia per il Volare Tour che è stato presentato anche a Medellin in Colombia e recentemente vicino a casa, voglio dire, a Milano per il The Big Draw. Detto tutto questo, partiamo dall'inizio e raccontiamo cosa fa Pleiadi. Allora, forse molti, voglio dire, chiedo scusa, molti lo conoscono perché soprattutto nei centri commerciali talvolta si vedono delle oasi in cui appunto immaginando con le mani, come abbiamo titolato questa puntata, i più giovani in particolare, ma anche gli adulti, perché no, possono imparare alcuni aspetti della scienza proprio dal punto di vista pratico. Sì, diciamo, nella nostra filosofia è quello di, come dicevi, immaginare con le mani, ovvero creare delle situazioni, attività, laboratori, mostre interattive che non hanno un luogo definito. Ok, centri commerciali, va bene il museo all'interno della scuola, ovviamente tenendo conto delle dinamiche e degli spazi, ma la nostra filosofia è quello di far sì che le persone dai 3 anni, 2 anni fino ai 99, quindi veramente è aperto a tutti, possono toccare con mano diversi aspetti del mondo. Il nostro mestiere è quello un po' di sviluppare la curiosità e questo vale per tutti perché in questa maniera andiamo a sviluppare il pensiero critico, che è una modalità di pensare che secondo noi sta via via scemando nella nostra società e quindi quello che facciamo è creare appunto attività interattive. Allora, non ricordo se l'ho detto all'inizio, lui è Lucio Biondaro comunque il nome, perché ho fatto il panegirico di presentazione, ma non so se avevo detto i dati anagrafici. Detto ciò però, una decina di anni fa, con un altro socio, avete immaginato questo. Certo. Non era con le mani, ma come è venuta l'immaginazione di dar vita ad un'azienda che lavora nel campo della divulgazione scientifica? Allora, con Alessio Scaboro diciamo, è nata l'idea di Pleiadi perché, come spesso accade, un po' per caso, un po' per intuizione. Durante ancora il periodo universitario abbiamo iniziato a frequentare qualche museo come guida, abbiamo visto che secondo noi mancava un approccio che è quello che poi abbiamo creato, quello che definiamo come metodo Pleiadi, abbiamo iniziato a testarlo prima nelle scuole, poi via via in altre situazioni, location, a presentarlo, fin da subito abbiamo voluto un respiro di stampo internazionale, ci siamo iscritti e frequentato Excite, che è un po' l'associazione europea dei Science Center, dove si va e si dialoga, non so, con il direttore della Cité de la Science di Parigi o il Science Museum di Londra, e quindi subito si capisce come sta andando il mondo. E la nostra idea è stata quella di portare a livello locale inizialmente queste best practice che abbiamo raccolto ed oggi insomma siamo contenti perché siamo diventati una realtà insomma, importante a livello nazionale che ha iniziato a lavorare anche all'estero, lavorando in tutta Italia e appunto a frequentare quelli che sono poi i circuiti della divulgazione mondiale. E perché Pleiadi? Prima di conoscere voi, per me Pleiadi erano una discoteca o era un centro di un ammasso stellare. È nata perché inizialmente abbiamo iniziato a lavorare sul campo della divulgazione scientifica di stampo astronomico e poi diciamo, le metodologie che abbiamo sviluppato e individuato sono state funzionali anche a altri campi del sapere fino a diventare anche strumento di orientamento scolastico per il mondo del lavoro, quindi diciamo si sono veramente aperte ad un settore molto ampio, è rimasto Pleiadi, siamo molto affezionati e ci piace, ecco. Allora, oggi voi avete oltre una trentina di dipendenti, quindi insomma in 10 anni avete avuto... Sì, diciamo, le collaborazioni sono diverse. E... Oltre l'indotto. Assolutamente. Diciamo che ormai quello che noi facciamo il nostro team è indispensabile. Penso che abbiamo una regola che è quella di lavoriamo solo con persone migliori di noi. Nel senso che una delle grandi difficoltà o errori dal nostro punto di vista quando si collabora o assume qualcuno è quello di cercare o una copia di se stessi o qualcuno di semplicemente operativo. Ecco, a me piace circondarmi di persone migliori di me perché mi devono dare spunti, idee e di persone che siano pensanti. Poi ovvio bisogna anche fare a livello pratico, ma ho bisogno della loro capacità di pensiero. Questa è un po' la nostra filosofia. Bello questo, non consueto. So però che voi avete anche l'ambizione di far sì che attraverso le vostre installazioni
i più giovani non solo imparino cos'è la scienza, ma in qualche maniera questo possa essere anche un veicolo di crescita professionale? Sì, assolutamente. Noi siamo, noi spesso pensiamo ai bambini, ma in realtà, voglio dire, la vostra divulgazione interessa a tutti, anche fasce più alte. Ma capita sovente che noi facciamo attività di stampo pratico e sperimentale anche per gli adulti per capire alcuni concetti. Senza entrare in quelle che possono essere opinioni, un po' di anni fa c'era il tema del referendum sul nucleare. Noi abbiamo fatto tantissime attività pratiche, non per orientare verso una parte o l'altra, ma per spiegare che cosa sia, altrimenti uno legge la definizione tecnica più o meno su Wikipedia, dice sì, ho capito, non ha capito assolutamente nulla, basta fargli 2 domande e quindi anche in quel caso con l'adulto si lavorava. Ma il dato per noi allarmante è che di fronte ad una disoccupazione intorno al 32% di disoccupazione giovanile, mi riferisco, abbiamo, e il Veneto credo che sia un esempio lampante, un problema di aziende che non trovano i tecnici specializzati, se li rubano tra di loro e questo fa male alla nostra industria, alla nostra economia. Ora, se noi iniziamo da piccoli e via via li seguiamo, quindi con un'operazione verticale, a farli appassionare, a fargli capire che esiste anche quel mondo, non è dirigerli in quella direzione, uno non può fare le scelte che vuole, però se io gli faccio vedere che esistono delle possibilità pratiche, scientifiche, gli faccio vedere un mondo in più, non solo in bianco e nero, ma gli faccio vedere anche gli altri colori, poi la tavolozza la dipingeranno loro. In questa maniera qua, diciamo, è uno degli strumenti, non l'unico, con cui dal nostro punto di vista si può sopperire da qua ai prossimi anni, se no la situazione si aggraverà ancora di più, a questa mancanza di tecnici, che poi vuol dire risorse, territorio, energia, sviluppo, quindi è fortemente connesso e collegato ad una questione sociale. Tra il serio ed il faceto, qual è il vostro rapporto con i social? Voglio dire, da quando esistono i social probabilmente, come avevamo accennato prima, insomma, tutti pensiamo di sapere anche di scienza. Questo da un lato può agevolarvi perché chi veramente la scienza la fa ha bisogno di comunicare e riportare le cose all'interno del giusto alveo, dall'altro però appunto c'è anche la supponenza di chi leggendo Wikipedia pensa di aver capito tutto. Esatto, spesso è come la diagnosi medica media, che è una sorta di fritto misto tra Google, Wikipedia e il cugino. Ma infatti i medici stanno diventando matti perché ormai i pazienti pensano di saperne più di loro. Assolutamente, no, ma è così, arrivano con diagnosi, cura e che non possono firmarsi la ricetta. Ma in realtà noi siamo da una parte molto preoccupati perché siamo convinti che debbano essere un mezzo e non un fine, e soprattutto occorre, parlavo prima di pensiero scientifico e pensiero critico, ovvero avere la capacità di verificare le fonti, di capire se la fonte è sensata oppure no, perché il problema di una democrazia e di una orizzontalità di quelle che sono, diciamo, le voci fa sì che tutti siano pesati uguali, ma così non è. Tant'è che se poi la situazione diventa grave preferisco l'opinione del medico che quella di Wikipedia, senza nulla togliere Wikipedia, ma non tiene conto magari di 20-30 anni di esperienza che io di per lì non le butterei via. È un tema molto allarmante quello delle fake news perché sono collegate molto sui social, perché la fake news è comunque magari un po' più colorata, è particolare, quindi gioco forza viaggia più velocemente. Se uno non dice aspetta un attimo, voglio capire, se non iniziamo a pensare ma solo a utilizzare, questo è un problema. Quindi per noi sono uno strumento, sono importanti, sarebbe stupido dire non sono inutili, sono uno di tanti media, però ecco, bisogna anche insegnare ai ragazzi a pensare e a utilizzarli, un po' come il coltello e il fuoco, no? Certo. È noto in Italia che la scienza e la ricerca scientifica non godono di grande attenzione, poi arriva la famiglia Angela e si scopre che in realtà interessa tantissime persone. Chi sono i vostri referenti, pubblico o privato? Allora, intanto ti confermo che c'è una fame, perché io proprio parlerei di fame, perché si vede la bramosia delle persone quando gli si spiega, gli si mostra soprattutto concetti scientifici. Ma in realtà non esiste un target specifico, sicuramente noi siamo molto affezionati in generale al target scuola, alla famiglia come agenzia educativa, quindi per noi sicuramente il focus, il punto su cui lavorare, ma anche per avere maggiori risultati nel futuro è quella. Ma quello è l'obiettivo. Sì. Cioè, chi è che vi permette di realizzare? Ma noi lavoriamo sia con realtà pubbliche sia con realtà private, cioè lavoriamo con, ne cito qualcuno, le università, sì, certo, su tutta quella che è la filiera della terza missione, quindi del public engagement, e quindi il ricercatore dell'università che deve raccontare al pubblico quello che fa, anche i risultati a volte straordinari della propria ricerca, e
e del lavoro enorme che fanno. Altre aziende private che hanno capito che o a livello di welfare, quindi internamente o esternamente, raccontare all'utente, al consumatore, i partner, i fornitori, a tutto diciamo l'ecosistema con cui parla, mostrare, far toccare con mano di che cosa si occupa, è estremamente interessante. Se ci pensiamo, le aziende spesso sono uno dei punti di innovazione, quindi è importante per noi, per esempio anche col lato scuola, metterle in comunicazione un po' quello che fa anche l'alternanza scuola-lavoro per un target più alto, ma anche con i più piccoli, perché? Perché così faccio vedere quelle che sono e saranno le novità e li metto già in contatto con un mondo del lavoro per capire quelli che possono essere i possibili sbocchi o le opportunità di vita che ognuno ha. L'ambizione prossima futura? La prossima ambizione, diciamo continuare in questa attività e allargarci ancora di più su quello che può essere il territorio estero, perché questa filosofia in modalità ha degli interessi, li abbiamo testati più volte anche in altri paesi, però si sta diffondendo una modalità poco interattiva. Questo nei paesi europei, ma anche, lo abbiamo scoperto in un recente viaggio, anche in tutta quella che è la Russia, Mongolia, Cina, e si sta tornando, per esempio anche nel mondo russo, che aveva una forte tradizione sperimentale ed una tradizione più teorica. C'è bisogno invece di recuperare una tradizione più pratica, più touch, ma il touch quello vero, ecco. Grazie a Lucio Biondaro, che è referente, devo dire con molta umiltà, così si definisce, di Pleiadi, questa importante società di divulgazione scientifica che ha sede a Limena in provincia di Padova. Lui ne è uno dei due fondatori, in 10 anni hanno fatto passi da gigante, oggi sono una realtà riconosciuta a livello internazionale. Mi piace concludere sottolineando un'indicazione geografica che lui ha dato: Mongolia, nel senso che pensare alla Mongolia come un luogo di divulgazione scientifica credo che più sorprenda. In realtà questo è il nostro provincialismo di cui io per primo sono parte in causa, perché poi si legge e invece, ad esempio, ho letto che la Mongolia è uno dei paesi più cablati che ci siano sulla fascia della terra. Noi ancora vediamo Marco Polo in realtà. No, sono in forte sviluppo. Grazie, buon lavoro. Grazie. A voi, la prossima.